Buonasera e bentornati amici e soprattutto amiche di Steam Sport, alle quali mandiamo i nostri auguri per la festa della donna, simboleggiati anche dal vaso di mimose che vedete davanti al tavolo, al palazzetto Gibepi Paronetto di Istrana. Questa giornata speciale si festeggia con la 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. Quest'oggi Istrana ospita le Lupe San Martino, ospiti che arrivano dalla trasferta di Muggia alla sconfitta per 52-47, momento difficile anche per Istrana che arriva dall'8ª sconfitta di fila a Bolzano per 64-49, trevigiane che sono rimaste in partita come è successo peraltro in altre uscite del campionato per più di metà partita, per poi lasciare andare le avversarie nell'ultimo quarto, anzi già alla fine del terzo periodo, e non riuscire poi a tornare più in partita. Padroni di casa appunto che cercano di tornare alla vittoria, sarebbe la prima nel 2026, l'ultima vittoria è stata sempre qui in casa, datata 21 dicembre 2025 contro Schio per 54-37. Dopo un buon girone di andata, Istrana si è un attimo inceppata all'inizio di questo girone di ritorno, portando a casa comunque anche buone prestazioni, ma ancora nessun punto in questo girone di ritorno. Ora 7ª giornata e sicuramente buona occasione questa per trovare i 2 punti che mancano da un po' e che servono a muovere la classifica. 7ª giornata di ritorno che è già iniziata e volge al termine con questo match, ultima partita di questo weekend. Andiamo a vedere come sono andate le altre, con Pordenone che ha vinto in casa contro Bolzano 74-59, la vittoria di Casarsa a Schio, partita che interessava per molti punti di vista Istrana, e Casarsa che si è imposta per 51-66. San Bonifacio perde in casa contro Conegliano 71-73. Cusignacco anche lei perde in casa contro Venezia di 2 punti 64-66. Vittoria invece di San Marco contro Thermal 66-56 per le veneziane, e Marghera che continua la sua corsa solitaria vincendo contro Muggia 85-65. Classifica che vede appunto Marghera prima in classifica, poi Conegliano a seguire, Cusignacco e Montecchio appaiate a 26 punti, Reyer Venezia e Termal a 24, San Marco e San Bonifacio a 22, le Lupe San Martino none a 20 punti, inseguite da Pordenone 18, Bolzano e Muggia a 16, Casarsa a 12 e Istrana che è scivolata al penultimo posto a 10 punti, che ha comunque quest'oggi la possibilità di agganciare Casarsa e fanalino di coda Famiglia Schio a 4 punti. Questa la classifica, tutto pronto per la palla 2, quindi Lupe e San Martino che si stanno già preparando a scendere in campo, ancora con la lavagnetta in mano coach Torresan. Sulla panchina di Istrana invece coach Francesca Zara sembra aver già finito le indicazioni per le proprie ragazze. Andiamo allora a presentare i 2 direttori di gara. Primo arbitro Bastianel Giovanni San Venemiano Treviso, secondo direttore di gara Lo Spiero di Castelfranco Veneto Treviso. Già in campo le Lupe, accolte dall'applauso dei propri sostenitori, si carica ora anche Istrana. Vediamo i 2 quintetti delle 2 squadre, direttori di gara già pronti per iniziare per la palla 2. Nel frattempo per le Lupe intravediamo in campo Crocetta, Fantinato, Versuro, Pilatone e Ferraro Sara. Questo
il quintetto quindi delle Lupe, dall'altra parte invece Bertoldo, Zamuner, Rossetto, Bigliato e Zanatta. Scambio di saluti di rito tra le due squadre anche con la squadra arbitrale. Tutto pronto quindi per la palla 2. Eccoci qua, fischio del direttore di gara e quindi si parte col primo possesso targato in strana. Bertoldo, scarico in angolo per Rossetto, pick and roll con Zanatta, viene servita al numero 23 che cerca ancora Bertoldo sotto canestro, passaggio intercettato, allora Alessio che può andare dall'altra parte. Si fa vedere Ferraro, spazio dalla punta, consegnato per Pilatone, su di lei Bertoldo, ci prova il numero 2, scarico per Alessio che va in penetrazione, arriva l'aiuto difensivo che funziona di Rossetto, allora contropiede dall'altra parte con Bigliato che prende la via della transizione, invece poi torna indietro per Rossetto, spazio per un attimo anche per il tiro, ci pensa il numero 15, poi schiaccia a terra per Zanatta, passaggio dietro per Bertoldo, chiama lo scarico Rossetto, Bertoldo va con la sinistra e fa bene perché trova i primi 2 punti del match. Ancora Alessio a portare sul pallone Ferraro, le lascia spazio, poi copre il tiro Zanatta, allora movimento ancora di Ferraro, consegnato Alessio da 3 punti e arriva la tripla della numero 6 a muovere la retina. Primo canestro quindi anche per le Lupe, subito dall'altra parte si va con Rossetto. Aspetta ancora il blocco di Zanatta, invece va per la linea di fondo, non riesce poi a trovare il canestro, allora arriva comunque il pressing di Bigliato a dare fastidio, si va comunque dall'altra parte con il pallone color nero, ancora dentro fino in fondo, ci prova Versuro, niente da fare, poi a rimbalzo c'è Zanatta, ritmi subito alti, squadre che provano a attaccare nei primi secondi di possesso da entrambe le parti. Qui ancora Bertoldo, vista e servita da Rossetto, poi Bigliato rimbalzone il suo, chiama il pallone Zanatta, lo alza fuori, extra pass, tripla di Zamuner che però non va a segno. Bel tiro comunque costruito da Istrana con Bigliato che ha trovato molto bene Zanatta, scarico fuori per Zamuner che non ha trovato però il fondo della retina. Qui al numero 8 si lancia sul pallone per recuperare il possesso, trova però solo la palla 2, la contesa e la regola della freccia dà ragione alle Lupe che possono rimanere in attacco. Pilatone sul punto di battuta, si fa vedere Ferraro, poi anche Alessio, poco movimento però, rischia anche l'infrazione di 5 secondi, trova invece le mani comunque di Ferraro che va al tiro ma non trova i 2 punti, allora Bertoldo, scarico fuori, Rossetto pensa anche per un attimo al tiro, poi Zanatta da 3 punti, niente da fare, rimbalzo di Bigliato, le dà una mano Bertoldo, ancora Bigliato, spalla a canestro, si gira, non trova il tabellone, trova il rimbalzo di Zanatta, ancora Bigliato, un po' di confusione, non si riesce a trovare il fondo della retina e quindi la palla vagante poi va a Ferraro, scontro qui di famiglia tra le due cugine, alla meglio Ferraro che va via e arriva la tripla di Pilatone, punge subito a 3 punti San Martino con 2 triple che danno l'attuale vantaggio, ma Istrana un po' imprecisa sotto canestro, anche un pochino sfortunata, qui sbaglia il passaggio Rossetto, allora contropiede, bravissima Bertoldo nel ripiegamento difensivo a sporcare il passaggio e quindi evitare un probabile canestro delle Lupe. Ancora movimento, si fa vedere Alessio che alza poi una strana parabola e non trova nessuna compagna, allora Zamuner dall'altra parte, allo scarico per Bigliato, va in penetrazione Zamuner, non trova lo spicchio giusto
di tabellone, poi prova a recuperare comunque il pallone, ma commette fallo. Primo fallo della partita e possesso che torna di color giallo-nero. Qui si fa vedere ancora il pilotone consegnato per Lessio, poi palla in angolo, schiacciata dentro, arriva un fischio ai danni di Bigliato, non del tutto convinta di questa decisione. Il coach Toresan decide di fermare tutto sul nascere, quindi spezzare anche un po' il ritmo che aveva trovato in questo momento San Martino e dare qualche indicazione sicuramente alle sue ragazze che non sono riuscite a trovare il fondo della retina in diverse occasioni, anche tiri ben costruiti, un po' anche frettolose nella scelta come quella dei Zamunelli ad andare in penetrazione. Comunque ci poteva stare, c'era anche lo scarico di Bigliato, poi non è riuscita ad appoggiarsi al tabellone. Qui vedete coach Toresan nell'inquadratura stretta a colloquio con le proprie ragazze, lavagnetta in mano. Fischio del direttore di gara ad avvertire che il tempo sta per scadere. A colloquio con le sue anche coach Zara, quindi entrambi gli allenatori che si prendono tutto il tempo a disposizione, pronti a tornare in campo le padovane. Ora arriva anche Istrana, si prenderà con la rimessa sotto canestro per le Lupe. Sempre il pilotone sul punto di rimessa, il movimento di Fantinato, poi Lessio che va fino in fondo, non trova il canestro, trova il mani il pilotone, ci prova anche lei, poi rimbalzo Zanatta, brava a tenere a palla alta. Allora Rossetto che va da sola, arriva il ripiegamento difensivo di Ferraro che funziona, poi Zamuner da 3 punti, tripla corta, si lotta a rimbalzo, la lotta la vince Versuro. Poi dall'altra parte Zamuner capisce tutto e intercetta. Allora Bigliato anche qui poteva forse provare da sola a mantenere il possesso del pallone palleggiando, ha cercato il passaggio, poi ancora buona difesa di Zamuner. Bigliato porta a casa in questo frangente il possesso grazie alla freccia che le dà ragione nella contesa e poi lascia spazio per i primi minuti in campo di Perocco. Bertoldo, lei incaricata portare su il pallone, movimento di Rossetto ma si va da Zamuner, poi Perocco, palla invece alzata per Zanatta, il taglio di Bertoldo visto e servito, difesa però competente e allora Bertoldo che non riesce ad andare a canestro. Dall'altra parte un po' sfortunata qui Perocco, pallone che rimbalza addosso ma ancora buona difesa di Istrana e di Zamuner che riesce a tornare in possesso del pallone e chiamare lo schema. Ancora Rossetto a farsi vedere, vediamo se attacca la linea di fondo, invece no, cerca Zanatta sotto canestro, Zanatta con la destra segna i primi 2 punti del suo match dopo qualche tentativo non riuscito. Arriva il primo canestro di Francesca Zanatta a portare sul -2 Istrana, punteggio come vedete molto basso, qui uscita dai blocchi di Pilatone, palla vagante, va sul pallone Bertoldo, molto brava a immolarsi su questo pallone vagante, ma possesso che rimane comunque a San Martino. E primi minuti in campo anche per Squizzato, si smarca in modo abbastanza vivace Fantinato, poi proprio Squizzato fino in fondo, non trova però, anche un po' sfortunata qui nel layup
nell'appoggio sul tabellone al numero 3. Allora Bertoldo dall'altra parte vuole approfittarne. Bertoldo, scarico, Perocco, finta, palla fuori, Zamuner, finta anche lei, penetrazione, niente da fare, contatti che non portano al fallo. Poi arriva invece il fallo di Istrana e altro giro di cambi. Primi minuti di riposo per Zamuner e Rossetto, primi minuti in campo per Trollo, e invece torna sul parquet Bigliato. Squizzato, palla imprecisa però per la compagna. Allora Trollo, arriva Bigliato, ancora per Trollo, spazio per il tiro, invece no, finta, penetrazione, passaggio per Perocco che dalla linea, dalla lunetta, dalla media distanza non sbaglia. Poi Bertoldo va vicino anche alla palla recuperata, ma niente da fare. Nel frattempo con il canestro di Bigliato ci troviamo in parità, e qui di Perocco, scusate, arriva anche la stoppata sempre di Perocco. Allora può andare dall'altra parte Bertoldo, palla fuori, Bigliato finta, scarico ancora per Perocco, si fa vedere, si propone ancora Bigliato. Perocco decide di andare un secondo momento lei sul suo taglio, palla però imprecisa. Altro giro di cambi dentro Zanet e Gasparini al posto di Bertoldo e Zanatta. Squizzato, su di lei proprio Zanet. Ancora la numero 3 che porta sul pallone, gioca ancora Squizzato, poi il consegnato per Pilatone, cambio difensivo di Strana, ci prova il numero 2 a inventarsi qualcosa, poi palla sotto per Ferraro, difesa da Gasparini, ancora fuori per Pilatone che sulla sirena non sbaglia la tripla. 3 triple, 9 punti per San Martino. La Zanet, Bigliato, penetrazione fino in fondo, Bigliato non trova il contatto falloso. Allora dall'altra parte Versuro contro Zanet, bella palla per Ferraro che va fino in fondo e trova 2 punti in penetrazione. Allora Zanet, 5-0 di parziale per le Lupe. Qui Gasparini, palla per Perocco, palla difficile però per il numero 10 che in qualche modo prova ad andare al tiro e trova lo spiraglio ma non trova il canestro. Allora dall'altra parte Ferraro, finta, bel movimento della numero 18, molto brava sulla linea di fondo a trovare il varco per la penetrazione e 2 bei punti. E Trollo dall'altra parte, Bigliato, penetrazione, prova ad andare al tiro, trova il primo fallo delle Lupe, quindi primo giro dalla lunetta per Istrana e Rossetto pronta a tornare in campo al posto di Perocco. Nel momento a favore questo di San Martino che prova zitta zitta a scappare via, pungendo soprattutto da 3 punti. Nel frattempo Bigliato sbaglia il primo tiro libero, sbaglia anche il secondo, a rimbalzo Rossetto la sporca, Gasparini la controlla, ancora Gasparini, palla per Bigliato, penetrazione allo scarico, prova ad andare da sola, non arriva l'aiuto del tabellone, non arriva il rimbalzo, arriva invece il contropiede targato Lupe e il fallo di Gasparini, ultimo da spendere prima del bonus per Istrana, che entra ora in bonus e esordio stagionale qui per la numero 26 Kamara Jami al posto di Bigliato.
le gemelle Camara, entrambe oggi convocate, entrambi alla prima convocazione in Serie B, e qui subito arriva però la tripla di San Martino che trova la doppia cifra di vantaggio in questo momento, più 10. Deve reagire in questi ultimi 55 secondi Strana, che sta scivolando via, forse neanche senza accorgersene, perché intanto c'è Rossetto sotto canestro, prova ad andarsene, trova anche lei il fallo e 2 tiri liberi utili poi per avvicinarsi al cronometro fermo quando mancano 44 secondi e 6 decimi. Partita ancora lunghissima. Rossetto 1 su 2, poi Camara sporca il rimbalzo, allora Zanet, tiro lungo, Camara insieme a Trollo, forse si disturbano loro due, allora Pilatone contropiede, squizzato, penetrazione, le sporca il possesso, Zanet bravissima, allora contropiede dall'altra parte, lanciata Rossetto fino in fondo, Rossetto col fallo, rimane anche a terra, speriamo non sia niente di grave, si alza subito il numero 15. Quindi altri 2 tiri liberi per lei. Primo libero buono. Buono anche il secondo, 2 su 2 stavolta. Allora San Martino che ha l'ultimo possesso di questo primo quarto, Pilatone dall'angolo, niente da fare, Zanet anticipata al rimbalzo, squizzato però non riesce a controllare il rimbalzo, allora 8 secondi esatti e il coach Torresan che chiama time out per disegnare l'ultima rimessa di questo primo periodo. Risultato sul 9-16, partita equilibrata per metà del quarto, poi è arrivato il parziale di San Martino che ha allungato trovando anche il più 10, ora con i 3 liberi di Rossetto Istrana ha rosicchiato qualche punto e ha l'opportunità con l'ultimo tiro del quarto di avvicinarsi ancora di più. Certo che la squadra di coach Torresan deve stare attenta a questi cali di concentrazione e di tensione e poi che va a finire anche in una pausa, soprattutto dal lato offensivo, dove Istrana ha la tendenza ogni tanto a spegnersi e non segnare più canestri, trovando anche soluzioni diciamo in mezzo alla confusione, quindi non creando più neanche quei tiri aperti che è brava anche a costruirsi, come abbiamo visto all'inizio del quarto, a prescindere poi dalla finalizzazione del tiro, quindi se il tiro poi entra o esce quello è un altro perdimaniche, ma sicuramente costruire tiri aperti poi aumenta di conseguenza anche le percentuali. Rossetto alza il pressing a tutto campo, San Martino, pochi secondi per andare al tiro, Trollo ci prova da centrocampo, il tabellone però non le dà una mano. Allora termina sul 9-16 questo primo quarto, con, come dicevamo, Istrana che era partita bene, poi è stata diciamo punita soprattutto da 3 punti dalle Lupe all'inizio del quarto con 3 triple che sono stati i primi 3 canestri delle Lupe, che dopo hanno trovato poi un più 10 subito ad allungare, soprattutto perché Istrana un po' imprecisa nella metà campo offensiva e qualche piccola disattenzione in difesa. Curis che comunque sembra essere in partita ancora molto molto lunga, e sicuramente coach Torresan che si aspetta qualcosa in più dalle proprie ragazze per provare a tirar fuori
tirarsi fuori da una situazione difficile, come dicevamo in apertura, dopo comunque un girone d'andata con 5 vittorie, quindi 10 punti, ora sono 8 le sconfitte di fila, tutte nel 2026, che sicuramente è iniziato in modo abbastanza difficile, ma le prestazioni tutto sommato ci sono state. Anche a Bolzano, una squadra con poche rotazioni, è riuscita a rimanere in partita fino a metà terzo quarto. Dopo anche la fatica fisica si è fatta sentire e un momento, diciamo, di difficoltà in attacco anche in quell'occasione ha poi determinato la sconfitta. Tutto pronto quindi per tornare a giocare, squadre già in campo, Rossetto sul punto di battuta, quindi primo possesso per Istrana. Tutto pronto, arriva l'ok anche dal tavolo e quindi Trollo, palla per Zanatta, fuori Gasparini, ancora Zanatta ci prova da sola in mezzo a due, non trova il canestro, trova il rimbalzo, lo scarico per Zanet, finta, penetrazione, tiro, ancora confusione, niente a fare alla contropiede dall'altra parte, non trova il pallone in modo pulito Crocetta, trova invece col piede la linea di fondo e quindi rimessa da fondo campo di Rossetto per Zanet. Si fa vedere Trollo, si va invece a Gasparini, palla poi per Rossetto che pensa anche al tiro con i piedi sulla linea dei 3 punti, poi Zanet sulla palla vagante, ancora il numero 24, prova a inventarsi qualcosa, lei cerca uno scarico, poi rimette giù il pallone, non è arrivato qui l'aiuto dalle compagne, al numero 24 non è riuscita poi né a trovare lo spazio per il passaggio né per il tiro, quindi altro possesso per le Lupe con il movimento di Pilatone su di lei Rossetto, poi Ferraro, ancora Pilatone, Rossetto passa sul blocco, prova con un tiro molto distante al numero 2, poi rimbalzo ancora a tinte giallo-nere. Altri 14 secondi quindi per le padovane con squizzato, penetrazione, scarico, non arriva il canestro, arriva ancora il rimbalzo e il canestro, stavolta della numero 15, l'altra Ferraro, stavolta è Sofia, brava a recuperare il pallone dal tiro sbagliato dalla compagna e trovare 2 punti per il +9. Qui Trollo, vista da Zanet però anticipata, momento un po' di confusione per Istrana che sta sbagliando qualcosa di troppo. Qui Ferraro, brava a mettere giù il pallone, concederlo alla sorella, poi Rossetto, contatti su contatti, viene fischiato solamente l'ultimo, allora è rimessa per la numero 15 e giro di cambi, fuori Zanet e Trollo, dentro Bertoldo e Zamuner. Allora Rossetto sul punto della rimessa, palla messa in gioco per Bertoldo e poi Zamuner. Movimento di Rossetto, poi Gasparini per Rossetto, bello il movimento ma un passaggio impreciso e Bigliatto al posto di Gasparini. Si prende quindi con la rimessa da fondo campo per le Lupe e Pilatone che lascia spazio
qualche momento anche per rifiutare per il numero 2 che sicuramente sta incidendo anche oggi. Lascia spazio a Alessio che torna in campo al numero 6. Eccola qui subito con Istrana che ora sembra essersi messa a zona. Prova comunque Versuro con un bel tiro in allontanamento, trova il fondo della retina, il massimo vantaggio di 11 punti. Allora Zamuner raddoppiata, trova comunque lo spazio per servire in appoggio. Zanatta sfrutta il pick and roll con il numero 23. Ancora Zanatta che prova ad avvicinarsi a canestro. Bella giocata qui di Francesca Zanatta che trova il secondo canestro del suo match, il primo in questo secondo periodo per Istrana. Prova subito a rispondere San Martino, qui Ferraro prova con la penetrazione, poi vede di non aver spazio, allora torna fuori da Alessio, passa sul blocco Rossetto, passa però in modo falloso, è stata però spinta numero 15. La rimessa per Squizzato, palla subito giocata, dai e vai con la compagna apertura fuori, poi esce Rossetto, brava invece Versura a mettere giù il pallone. Allora Bigliato in contropiede, palla proprio per il numero 15 che va fino in fondo e trova il fallo di Ferraro, non convinta dal numero 18 di questo fischio. E allora altro giro dalla lunetta per il numero 15. Due tiri liberi. Segna il primo Anna Rossetto. Segna anche il secondo, 2 su 2 per lei, che sta provando a incidere dalla lunetta. Qui in difesa contro Alessio, arriva il cambio difensivo, poi tiene bene Bigliato, Versuro molto brava a trovare lo spazio per il tiro contropiede dall'altra parte. Rossetto lanciata da Zamuner, il filo rosso che le collega porta 2 punti a Istrana. L'asse Zamuner-Rossetto funziona, lancio stile quarterback della numero 8 e appoggio in contropiede della numero 15 che segna un bel parzialino per Istrana che torna sul meno 5, 15 a 20 e time out chiamato da coach Zara dall'altra parte per fermare il ritmo di Istrana che in questi ultimi possessi sembra aver preso un po' più di confidenza, aver aumentato anche un po' l'intensità. Lupe che hanno sbagliato un paio di tiri comunque non semplici come l'ultimo di Versuro, dando poi la possibilità appunto di recuperare il rimbalzo e andare in contropiede a Istrana. Vedete qui coach Zara a colloquio con le sue ragazze e lei ora a prendersi tutto il tempo a disposizione, mentre coach Torresana dall'altra parte ha già finito il proprio discorso, come segnale a dire c'è poco da parlare in questo momento, c'è da fare, quindi tornare subito in campo il prima possibile e continuare come negli ultimi minuti. Si torna quindi in campo con Squizzato, Istrana che cerca anche di alzare il pressing, solo per un attimo però, allora Alessio a uomo Istrana che cambia su tutti i movimenti avversari. Qui Versuro pescata con tanto spazio, va ancora al tiro, sfortunata la numero 26, allora fuori Bigliato, tripla sbagliata, quindi si va dall'altra parte ancora con l'intercetto di Bertoldo. Bigliato le dà una mano, anche qualche errore di scelta, un po' di frenesia per le Lupe, come è successo anche a Istrana. Qui Zamuner lasciata un po' da sola, arriva sostegno di Zanatta sotto canestro che prova a farsi spazio, non trova però il fondo della retina, trova una manata sul naso invece totalmente fortuita.
Allora, qualche minuto di riposo forse per lei, esatto, proprio per la numero 23 di Strana, al suo posto Gasparini. Possesso per San Martino per chiudere il parziale aperto di Strana. Palla sotto, Ferraro raddoppiata, tiene Zamuner, ma Ferraro in qualche modo trova lo spazio per il tiro e con un pizzico di fortuna il pallone entra. Allora dall'altra parte Zamuner, palla per Bigliato rischiosa che Versuro capisce ma non riesce a controllare. Zamuner, palla per Bertoldo, sotto per Rossetto. Allora Zamuner ancora stavolta cambiano i ruoli, ma il risultato non cambia, anzi si aggiunge anche un punto. Rossetto per Zamuner che da 3 punti non perdona stavolta, dopo un paio di errori a inizio partita. Qui deve difendere su Versuro, poi Ferraro extra pass, prova da 3 punti anche Squizzato che risponde con la stessa moneta. Si alza il livello anche qualitativo del match in questo momento. Qui scambiano ancora Rossetto e Zamuner, ma quest'ultima non riesce stavolta a concludere. Allora Rossetto che chiude Versuro in modo regolare, poi palla sotto per Ferraro, persa dalla difesa di Strana, e coach Torresan che chiama nuovamente time out. Non deve abbassare il ritmo in Strana perché, come hanno dimostrato le ultime azioni, dopo la tripla di Zamuner è arrivato un nuovo parziale di 5-0 Lupe che ha rimesso ancora 9 punti di distacco tra le due squadre, risultato che dice sì più 9 per San Martino, ma Istrana si sta facendo valere, anche un pizzico sfortunata in qualche occasione, e sicuramente dopo le Lupe stanno comunque mettendo in campo un buon basket e punendo ogni errore, soprattutto difensivo, di Istrana, come in questo caso con il canestro di Ferraro che ha trovato troppo spazio sotto canestro. La squadra di coach Zara che sta pungendo soprattutto da 3 punti. Istrana dall'arco si è sbloccata pochi secondi fa con Zamuner, vediamo se riuscirà ad alzare la percentuale dall'arco, percentuale importante per la squadra di coach Torresan, che ha dimostrato che quando tira con continuità trova i punti dall'arco, invece quando si intestardisce nell'andare verso canestro arrivano i momenti di blackout. Bertoldo porta il blocco per Rocco, Bertoldo va da sola, si mette in proprio con il tiro, trova un bel canestro, per un attimo sembrava in difficoltà, invece è riuscito a trovare il ritmo per andare a segno. Dall'altra parte Alessio, scarico fuori, Squizzato, rischia anche l'infrazione di passi e invece va fino in fondo con l'infrazione fischiata dal direttore di gara. Un attimo di tentennamento per la numero 3 e poi ha fatto un passo in più. Allora Bertoldo 2-0, 2-7 in questo momento il punteggio. Ancora Bertoldo porta il blocco per Rocco che poi chiede il pallone per Rocco, bello scarico per Gasparini che non riesce a controllare, poi va a canestro, palla fuori la Zamuner da 3 punti, invece no, Bertoldo si torna da Perocco che si gira, tira, niente da fare. C'era anche lo spazio per la tripla per la numero 8 che non se l'è sentita, arriva invece la tripla dall'altra parte, stavolta sbagliata, la Gasparini che recupera il rimbalzo, si va da Zamuner. Bertoldo con spazio a 3 punti, va lei con la tripla, Bertoldo, punti 5, 6 e 7 della sua partita e Istrana che torna a meno 4. Eccola qui, come dicevamo, la tripla di Istrana che deve provarci, ce l'ha nelle corde.
e ora però deve difendere perché c'è Versuro. Su di lei Bigliato, Versuro fino in fondo, non trova lo spazio per un tiro pulito, allora Bigliato in contropiede cerca Gasparini, poteva andare da sola, poteva andare da Bertoldo, ha scelto forse la cosa più difficile. Allora dall'altra parte arriva il canestro, come dicevamo subito punita Istrana, ogni errore di Istrana in questo momento è punito dalle Lupe. Gasparini, palla per Zamuner, sporcata da Ferraro, possesso che rimane comunque di color grigio, e Rossetto che torna in campo per questi ultimi 2 minuti e 6 secondi. Campo anche Moruzzi per le Lupe, allora Perocco fa girare il pallone per Bigliato, movimento di Zamuner, poi dentro per Perocco, il movimento era bello ma il pallone sbilenco. Allora dall'altra parte Alessio prova a mettere in ritmo subito Moruzzi, poi Ferraro, tiro sbagliato, Rossetto contropiede, la segue Perocco, Rossetto schiaccia il pallone per il numero 10 che non ha spazio per il tiro, allora Zamuner, penetrazione, passaggio dietro la schiena per Perocco, sfortunata qui palla che entra e poi esce dal canestro, e ultimo tocco a rimbalzo di Zamuner che ridà il possesso a San Martino. Qui sfortunata Istrana, e Camara che torna in campo nel frattempo, sempre a posto di Bigliato. Bertoldo tiene bene in difesa, penetrazione, bella giocata qui di Lessio nonostante la difesa competente di Bertoldo. Rossetto, si è tornati a 8 punti di differenza. Perocco, palla fuori per Camara da 3 punti, niente da fare, poi a rimbalzo si lotta, fallo fischiato al numero 15 Rossetto con 1 minuto esatto da giocare, e il secondo fallo di giornata per il numero 15, alla quale viene risparmiato questo ultimo minuto, al suo posto Zanet. Lessio, Ferraro, il consegnato, si torna dall'altra parte, si fa vedere Versuro sotto canestro, tiene Perocco, Versuro finta e bel canestro qui della numero 26 che in questo momento sicuramente è un fattore. Si torna quindi sul più 10 per le Lupe, è pronta a tornare in campo per gli ultimi secondi Zanatta. Vediamo se ce ne sarà possibilità, perché c'è Zanet, palla in mano, cerca uno spiraglio per il tiro, poi Bertoldo, penetrazione con la sinistra, niente da fare. Allora contropiede per le Lupe che hanno l'ultimo tiro del match, possono portare del primo tempo, scusate. Allora Alessio sfrutta il blocco, poi Camara la ferma con una grande giocata, va veloce dall'altra parte, però deve andare al tiro al numero 26, ci prova Zanet sulla sirena, niente da fare. Allora termina sul punteggio di 23-33, un primo tempo in cui Istrana per buona parte sembrava comunque in partita, e sembra ed è comunque in partita perché mancano ancora 20 minuti che sono lunghissimi, però ogni errore, ogni calo di concentrazione fino a questo momento è stato punito dalle Lupe, che in un battibaleno si sono ritrovate dal più 4 all'attuale più 10. Allora noi ci risentiremo sempre qui al palazzetto Gibeppi Pallonetto di Istrana e su Steam Sport tra circa 9 minuti per il secondo tempo. I Curis Istrana, Lupe San Martino.
E a partire dopo Robby Ferrari gli ha detto qualcosa e penso gli abbia detto basta, sarà tammato. Rieccoci, bentornati amici e amiche di Streaming Sport dal palazzetto G. Beppi Paronetto di Strana, dove sta per terminare l'intervallo della settima giornata del campionato di Serie B femminile. In campo Curisi Strana e Lupe San Martino. Primo tempo terminato con il vantaggio di 10 punti per le ospiti, 23-33 recita in questo momento il tabellone. Quindi Strana chiamata sicuramente a una reazione in questo secondo tempo in una partita che è andata un po' a fasi alterne, quantomeno per Istrana, che è sembrata comunque abbastanza in palla, ma poi ogni errore è stato punito dalle avversarie e si è ritrovata sull'attuale meno 10. Sicuramente 20 minuti sono lunghissimi e le possibilità di recuperare sono sicuramente alte per Istrana, o comunque ci aspettiamo sicuramente una reazione in questo momento da un gruppo che sa come rimontare, sa come mettere in campo i giusti valori, le giuste qualità per vincere le partite e per recuperare anche degli svantaggi che sembrano anche difficili da recuperare. È successo non sempre poi con il risultato finale a favore, ma è successo più di una volta in Strana di riuscire a recuperare svantaggi anche più ampi di 10 punti. Magari poi non ha portato a casa la vittoria, però di rimonte in questi anni ne abbiamo viste alcune concretizzate, altre no, ma rimane comunque la voglia di Strana di lasciare tutto in campo e di mettere
tutto fino alla fine e sarà sicuramente così anche oggi. Squadra di casa già pronta in campo in attesa di capire anche il quintetto avversario. Arriva ora la squadra di coach Zara. Ultimi secondi prima di ricominciare, il primo possesso sarà per San Martino. Sul pallone Sofia Ferraro. Allora si ricomincia con Alessio. Palla poi per Versuro, che è stata sicuramente un fattore nel corso del primo tempo. Qui ci prova a andare fino in fondo Tarnasova. In difesa di Rossetto, allora Bigliato, Bertoldo si fa vedere ancora Bigliato in posizione di punta, poi Rossetto che pensa anche al tiro, tira in un secondo momento, rimbalzo di Zanatta, molto bravo a recuperare questo pallone, si gira sulla sinistra, non trova però il canestro, rimbalzo stavolta di Bigliato che poi trova ancora Zanatta, stavolta va a destra invece no, va a sinistra, trova il fallo della difesa e 2 tiri liberi. Ennesima partita in cui il numero 23 subisce tanti contatti, questa era fin troppo evidente sul braccio per non fischiare. Primo libero buono. Buono anche il secondo. Quindi sblocca il punteggio per prima Istrana, tornando a una cifra di distacco. Qui Ferraro fino in fondo, sfortunata nella conclusione. Allora Rossetto, arriva anche Bigliato, Rossetto aspetta tutte le compagne, va poi in penetrazione, scarico per Zamuner dall'angolo, altro giro, altra tripla della numero 8, anche qui l'assist è come sempre di Rossetto, l'asse funziona. Allora Alessio dall'altra parte, Ferraro, palla fuori per Alessio, attacco un po' statico questo di San Martino, prova a inventarsi qualcosa al numero 6, arriva però il fallo di Bigliato. Secondo della sua partita e rimessa laterale quindi per San Martino. Ferraro, palla consegnata a Alessio che sfrutta il pick and roll con Versuro, palla fuori ancora per la numero 18, poi tiene il mismatch Bertoldo che sembrava aver salvato anche il pallone. Fischio che arriva con un secondo di ritardo, ma comunque rimessa per San Martino, sotto canestro si fa vedere Versuro, palla invece per Alessio che va subito al tiro, c'è forse il fallo che non viene però fischiato. Allora Rossetto, palla per Bertoldo, imprecisa, occasione sprecata, si va veloce dall'altra parte. L'ultimo tocco di Bigliato, un po' di confusione in queste ultime azioni sia da una parte che dall'altra. Allora, cerca di mettere un po' di ordine coach Zara con l'ingresso di Squizzato proprio in questo momento, prende il pallone numero 3, penetrazione, scarico fuori, extra pass, arriva però il close out con anche forse stoppata di Bigliato, palla che però in qualche modo arriva sotto canestro Ferraro che non lascia scampo e segna altri 2 punti. Anche qui un po' sfortunata, allora Bertoldo dall'altra parte si mette in ritmo col palleggio, poi rimbalzo di Bigliato, niente da fare. Ferraro contro Zanatta, tiene bene al numero 23, poi Versuro con poco ritmo,
palla che scavalca il canestro, allora Bigliato dall'altra parte, torna indietro Rossetto. Rossetto sfrutta il blocco di Zanatta, pensa anche al tiro, poi Bertoldo, palla sotto, Zanatta raddoppiata, trova lo scarico invece no, prova col piede perno, deve andare al tiro Bertoldo sulla sirena, trova il primo ferro, poi rimbalzo di Bigliato, palla che rimane in strana e invece no, l'ultimo tocco è proprio di Benedetto Bigliato. Allora possesso che torna a San Martino. Si prepara invece in casa Istrana Perocco per mettere forse un po' di ordine in campo. Qui bella difesa di Rossetto, stoppata di Zanatta. Allora Zamuner chiama lo schema, si fa vedere Rossetto, si va invece da Bigliato, penetrazione, scarico, Bertoldo, palla fuori, Zamuner da 3 punti, Zamuner da 3 punti, altra tripla della numero 8 che sta alzando oggi le sue percentuali. Qui dall'altra parte Ferraro, fallo su di lei di Bertoldo che si autoaccusa subito, allora 2 tiri liberi per la numero 18 e San Martino che comunque a ogni squillo di Istrana sta rispondendo presente, non sta dando alcuna possibilità di tornare almeno a una cifra di svantaggio alla squadra di coach Torresan. Qui però non segna il libero numero 18, non segna neanche il secondo, poi a rimbalzo si contende il pallone, ci va Perocco, allora Zamuner consegnato per Bigliato, ci prova anche lei da 3 punti, niente da fare, rimbalzo lungo sulla mano di Bertoldo, allora Zamuner arriva al blocco per lei, vediamo se prova ancora da 3 punti, invece no, palla a terra per Perocco che prova a tirare dalla media, niente da fare, allora spizzato. Palla per Ferraro, ci prova con poco ritmo, pallone che non trova il fondo della retina, allora Zamuner e altra occasione per Istrana per accorciare. Zamuner, Bigliato, guarda il canestro, Zamuner, Bigliato, guarda il canestro, apertura poi per Bertoldo, sporcatura di Atanasova e giro di cambi con Zamuner che dopo aver segnato 2 triple importanti lascia spazio a Zanet per rifiatare, qui rimessa targata coach Torresan che porta al canestro con fallo di Bigliato. Eccola qui la classica rimessa di Istrana e Bigliato che segna il canestro, non segna però il libero, si rimane quindi sul 33-35. Qui cambio difensivo molto bello, molto importante di Istrana che cambia ancora anche in questo caso, poi Bigliato va vicino anche all'intercetto, Pilatone prova a punire, poi sotto canestro ancora ci prova stavolta Fantinato, si rimane ancora con il pallone per le lupe e non arriva però la tripla, arriva il rimbalzo di Bigliato che vuole andare veloce dall'altra parte, brava a evitare l'avversaria, lo scarico, l'extra pass, Zanet fino in fondo, prova con l'arresto di potenza, niente da fare ma bravissima il numero 24 a tenere e a portare a casa il canestro del pareggio, tutta la tenacia della piccolina di Istrana, tutta la voglia di tutta Istrana di riportarsi in parità, 10-0 di parziale in questo momento, anzi 12-2 di parziale, prova Pilatone in qualche modo, tiene benissimo Rossetto e questo è il momento per Istrana di aggredire il match. Qui Bertoldo per Perocco, riapertura Rossetto dalla lunga media distanza, poi Bigliato, pallone che
sembrava essere toccato da Pilatone. Non è di questa opinione il direttore di gara. Allora possesso che torna di colore giallo-nero. Fa girare il pallone San Martino, molto aggressiva qui in difesa Istrana, ancora Rossetto su Pilatone, palla difficile per Squizzato, difesa da Zanet che tiene molto bene, poi Versuro non trova lo spicchio giusto di Tabellone, là ci sono le mani di Perocco che lascia poi a Bertoldo. Bertoldo, palla per Perocco. Il taglio di Zanet, poi consegnato per Bigliatto che va con la tripla, niente a fare, rimbalzo Bertoldo, con il gancio Bertoldo porta il vantaggio 37-35 e time out per le Lupe che in questo momento fanno grande fatica nel tenere Istrana. E quindi costretto a chiamare il time out coach Zara che prova ora anche a alzare la voce con... Abbiamo chiesto una reazione strana, più di così era difficile chiedere in questo momento con le ragazze di Coach Torisan che devono anche rifiatare un po' grazie a questo time out, recuperare qualche energia per questi ultimi 3 minuti e 9 secondi di terzo periodo. Partita che rimane ancora infinita, più di 13 minuti da giocare, ma in questo momento sicuramente Istrana ha dimostrato alle Lupe di essere in partita, di avere l'inerzia a favore e di non voler mollare. Vediamo però se ci sarà, come è probabile, la reazione della squadra di Coach Zara. Squadra che torna in campo, Istrana che sembra voler alzare anche la difesa. Squizzato però porta su il pallone, lo ruba però Zanet che va fino in fondo e trova anche il canestro. Altra grande giocata dal numero 24 che recupera nell'1 contro 1, scippa il pallone e va, corre, vola in contropiede segnando un altro fondamentale canestro. La Pilatone da 3 punti, tripla lunga, si lotta a rimbalzo, il pallone che capita ancora tra le mani delle Lupe, Squizzato distante dal canestro con tanta strada da fare, prova a farsela tutta, poi ancora Fantinato, lotta, palla fuori e possesso che torna in Istrana con tutto il pallaparonetto a sostenere le proprie ragazze nell'ennesima azione difensiva di questo terzo periodo. Allora Bertoldo non deve mollare Istrana perché la strada è ancora lunga. Qui Zamuner, scarico fuori, Bertoldo si fa vedere Perocco che pensa anche al tiro, poi la mette giù, palla per Gasparini, si va in angolo, Zamuner da 3 punti, tiro lungo, Zanet in qualche modo però va in pressing e porta a casa la rimessa da sotto canestro perché viene pestata alla linea di fondo. Altra grande giocata della numero 24 che sicuramente sta incidendo non poco in questo momento della partita. Zamuner, palla fuori per Perocco, per un momento intercettata col brivido. Bertoldo fino in fondo, cerca l'appoggio al tabellone che stavolta non la aiuta. Allora Squizzato, Pilatone, blocco duro su Zamuner che comunque tiene, poi Fantinato, Zamuner spende il fallo al momento della ricezione. Terzo fallo di squadra per Istrana, secondo nella partita numero 8. Palla fuori, arriva tardi il cross out di Bertoldo, palla che poi scheggia il ferro, recuperata da Perocco, scambia ancora con Bertoldo, Perocco questo non lo sbaglia mai! 2 punti per il +6.
Allora Pilatone consegnato ancora per Squizzato, su di lei sempre Zanet. Ferraro la fa girare, si torna da Pilatone che non ha spazio per il tiro, cerca sostegno dalla compagna, a dare la mano ancora Fantinato, tiene Zamuner, ma è molto brava numero 21 a trovare lo spazio per il tiro. Allora Zanet dall'altra parte, scarico per Bertoldo con spazio, tiro però corto della numero 5, ritmi in questo momento altissimi. Squizzato, Ferraro, palla fuori, Fantinato, niente da fare a rimbalzo, poi Ferraro in rovesciata trova un canestrone per il -2. Grande giocata qui di Sofia Ferraro, che in qualche modo è riuscita a trovare un canestro molto complicato. Qui Zanet, palla per Perocco, una sentenza, ancora +4 e l'ultimo tiro di questo terzo periodo sarà per le Lupe. Arriva ora il blocco per Squizzato, tiene Gasparini, Squizzato prova, niente da fare, poi Perocco, palla per Zamuner, palla che termina fuori, ma solo un decimo da giocare. Lei mettere in campo il pallone delle Lupe, ci prova, troppo tardi però, un decimo è troppo poco per andare al tiro, quindi termina così sul 43-39 questo terzo periodo, con Istrana che mette a referto un importantissimo 20-6, trovando il vantaggio per la prima volta nel match. Abbiamo chiesto una reazione alla squadra di coach Torresan, la reazione è arrivata forte e chiara, dopo in realtà anche qualche momento di difficoltà proprio nei primi secondi, primi minuti di periodo, poi l'inerzia totalmente a favore di Istrana che l'ha sfruttata fino a questo attuale +4. Vedete anche l'atteggiamento e il linguaggio del corpo totalmente diverso rispetto al secondo periodo, quello della panchina di Istrana che ora si carica. Dall'altra parte invece a colloquio con le sue ragazze coach Zara. Sicuramente un calo anche dal punto di vista fisico delle Lupe, che forse non si aspettavano neanche una reazione così veemente di Istrana. Reazione che però chi conosce queste ragazze, chi guarda le partite qui su Streaming Sport, chi le segue anche in trasferta, si aspettava. La squadra di coach Torresan. Ora altri 30 secondi da attendere, squadre che sono però già pronte in campo. Possesso a Istrana. Arrivano ora a 10 i minuti da giocare, 0-0 il conteggio dei falli, primo possesso per Bertoldo. Qua al numero 5 si fa vedere Gasparini in punta, palla poi per Rossetto, penetrazione, mano sinistra, contatti ma nessun fallo, e il fallo è quello di Zanet che ha provato a andare a scippare l'ennesimo pallone, stavolta non ci è riuscito, ma comunque rimane la pressione anche in questo caso al numero 24 su Squizzato, poi adesso ancora Squizzato, si torna al numero 6, Bertoldo la tiene, l'intercetto di Perocco, poi Rossetto, Zanet si ferma, parte ora, torna fuori da Perocco, Bertoldo dalla punta può andare anche al tiro, rinuncia però alla conclusione. Allora il blocco per lei, prova a creare qualcosa dal palleggio, Rossetto, palla fuori, Gasparini, importante! E se c'è un tiro importante Gasparini non lo sbaglia! Capitan Gasparini
si alza in cattedra e segna 2 punti fondamentali, un momento già importante del match. Qui Fantinato, palla per Ferraro, arriva l'aiuto ancora di Gasparini, ennesima giocata del capitano di Istrana, poi Rossetto porta a casa il fallo. Anche bel gesto tra Rossetto e Lescio di fair play. È proprio al numero 6 poi a lasciare il campo a Pilatone. Qualcosa da registrare, chiamato l'intervento dello staff di Istrana per pulire il terreno in gioco sotto canestro. Tutto pronto quindi per riprendere il gioco. Arriva il pollice alto da parte del tavolo e quindi Zanet, velocissima, andare dall'altra parte con il numero 24 per Rossetto, ancora Zanet, blocco per lei, Zanet fino in fondo, arresto, trova il tabellone, giocatona della giocatrice di Istrana, che in questo secondo tempo è un fattore, si sta dimostrando un fattore decisivo per le sue. Ferraro prova a reagire, non tiene stavolta Perocco, bella giocata al numero 18 che non ci sta a mollare. Allora Bertoldo, si fa vedere Gasparini, posizione in punta per il capitano di Istrana, poi Rossetto, pochi secondi per andare al tiro, Rossetto decide di andare in penetrazione virata, scarico fuori per Perocco, stavolta non entra. Allora contropiede dall'altra parte Pilatone contro Rossetto, di là però non si passa, si deve tornare indietro da Lescio fino in fondo, anzi scusate, squizzato, spende il fallo Zanet, secondo di Istrana, secondo anche per la numero 24 e Capitan Gasparini che lascia il campo abbigliato. Pilatone, palla per Squizzato che la perde per un attimo, poi la ritrova, bel movimento qui dal numero 3 che però non riesce ad andare a un tiro pulito, sbagliato, forse la cosa più semplice, pallone che però rimane comunque alle lupe per l'errore di Perocco. Allora palla dentro, lotta Zanet in qualche modo, sicuramente il mismatch fatto pesare da Ferraro, molto brava a mettersi sotto canestro e chiedere il pallone. Arriva il fallo però di Perocco, il terzo della sua partita, e quindi Zanatta al posto del numero 10 di Istrana. Torna in campo anche Versuro per le lupe e time out chiesto da coach Zara. Ritmi in questo momento molto alti con le lupe che stanno provando a dare una scossa per accorciare le distanze, Istrana che invece non ci sta e vuole continuare a spingere per allungare, provare a chiudere la partita. Si sta alzando anche il livello di aggressività e di agonismo, qualche contatto in più rispetto al primo tempo, ma tutto diciamo nella norma, visto che comunque è una partita che pesa da entrambe le parti, vista la classifica, con San Martino che può dare un bello strappo per quella che è la salvezza diretta, Istrana invece che deve riprendere la corsa ai play-out e accorciare le distanze sulle squadre davanti, perché Casarsa in questo momento ha 2 punti in più, e non, se vogliamo dire 3, perché ha lo scontro diretto a favore, e poi Muggia e Bolzano a 16. Campionato ancora lungo e Istrana
sicuramente ha la possibilità di invertire il trend e la marcia avuta in questo inizio del 2026, partendo sicuramente da oggi, ma ancora troppo presto per dirlo, perché 7 minuti e 14 secondi sono veramente tanti. Nel frattempo Ferraro segna il primo, segna anche il secondo, 2 su 2 quindi per la numero 18, e Lupe che sembrano voler alzare il livello anche di intensità fin dal primo secondo di possesso di Istrana, che qui va un po' in difficoltà. Rossetto in qualche modo trova lo spazio di penetrazione, poi Zanatta non riesce a trovare il fondo della retina. Allo schizzato arriva però il fallo di Bigliato, entra in questo momento in bonus Istrana, terzo fallo della numero 11. Coach Torresan che indica forse anche il movimento di terzo tempo a Zanatta, che aveva tanto spazio, ha deciso invece di andare al tiro da una distanza che non è semplice, perché non sono tanti i tiri all'interno di una partita in cui un giocatore si prende il tiro da quella posizione. Qui ennesimo rimbalzo di Zanatta. Zamuner rischia per un attimo di farsi scivolare via il pallone, brava comunque a gestirlo, ancora Zamuner, tanti contatti, trova l'appoggio di Bertoldo fino in fondo, Bertoldo con la sinistra, Bertoldo, doppia cifra per il numero 5 di Istrana, gran bella giocata del playmaker di Istrana. Qui tiene bene in difesa con i cambi difensivi la squadra di coach Torresan, poi Pilatone, penetrazione, tiene Bigliato, non tiene però fino in fondo, quarto fallo di Benedetto Bigliato, 2 tiri liberi per Maria Pilatone e time out chiamato a coach Torresan. 6 minuti 03 secondi da giocare, 5-1 il conteggio dei falli in questo momento ai danni di Istrana, quindi anche questo può essere un fattore importante da sfruttare per le Lupe, soprattutto nel cercare poi di accorciare il distacco a cronometro fermo. Differenza invece di punti sempre uguale a quella dello scorso time out, sempre 6 punti a distanziare le due squadre, 4-9, 4-3 in questo momento il punteggio. Subito pronto a tornare in campo Istrana. Richiamato ora anche San Martino dal fischio del direttore di gara. Si riprenderà quindi con 2 tiri liberi per la numero 2 Maria Pilatone. Primo tiro libero lungo. Sfortunato anche il secondo, allora Zamuner, palla per Rossetto che aspetta l'arrivo delle compagne, si torna però da Zamuner che finta la penetrazione, poi cerca Gasparini, esce su di lei Pilatone, Gasparini cerca lo spazio per il tiro, poi Bertoldo a sostenere l'azione di Zanatta. Grande giocata ancora della numero 5 che si fa trovare pronta sotto canestro. Qui però non tiene la penetrazione di Schizzato, velocissima sul primo passo, trova un'autostrada per andare a canestro e segna 2 punti per rimanere
sul -6. Allora Rossetto si fa vedere Zanatta, Rossetto sbaglia il passaggio, Gasparini tira anche la maglia, va a spendere l'antisportivo ai danni di Versuro. Deve limitare al minimo questi errori, Strana. Allora saranno 2 tiri liberi, più possesso per le Lupe. Versuro non segna però il primo. Non segna neanche il secondo. Allora diciamo antisportivo ben speso, tra virgolette, di Gasparini. Vediamo però questo possesso cosa porterà per le Lupe. Ferraro, palla lasciata Squizzato che cerca ancora Versuro sotto canestro, Versuro non sfortunata nella conclusione, poi palla 2 e possesso che rimane alle Lupe, che ora provano a dar tutto e a spingere. Deve tenere Strana, che sta mai difendendo da diversi secondi. Tiene Gasparini su Versuro, ancora il numero 26 che cerca spazio per il tiro, non lo trova però le mani pronte di Moruzzi, che in reverse segna un canestro molto importante per tornare a -4. Ancora Zamuner, qui contatti sulla numero 8, non fischiati però. Allora Rossetto, penetrazione, lotta da terra, trova comunque il passaggio per Bertoldo, deve andare al tiro in Strana con Gasparini con la sinistra, trova solo il ferro. Allora Squizzato dall'altra parte, prova ad andarsene veloce, aspetta l'arrivo delle compagne, sfrutta il blocco di Versuro che si fa largo con le braccia. Contatti fischiati a Strana, situazione di falli abbastanza emblematica. Altro giro alla netta per il numero 26. Stavolta il numero 26 segna, quindi si torna a un solo possesso di differenza tra le due squadre. Segna anche il secondo. Bertoldo, San Martino torna sul -2, ora sostenuta dai propri tifosi. Bigliato con spazio per la tripla, niente da fare, ma c'è Rossetto a rimbalzo, ancora Rossetto, penetrazione, Rossetto fino in fondo, arriva la stoppata però su Rossetto dopo una serie di contatti numerosi quantomeno. Ancora Moruzzi, tiene Zamuner, Moruzzi, infrazione di passi che dà respiro a Strana. E Zanet al posto di Zamuner per questo finale di partita. Zanet, Squizzato su di lei. Zanet va da sola al sostegno di Bertoldo. Ancora Zanet scambia con Bertoldo, arriva il blocco di Perocco, Bertoldo, Perocco, palla sotto, Bigliato, nonostante il contatto arriva il canestro di Bigliato. Ancora +4 in Strana, qui Squizzato, palla fuori, Versuro da 3 punti, lunga, poi Bigliato, rimbalzone, contropiede, fino in fondo Bigliato, poi si ferma, palla per Perocco, ci vuole pensare, vuole ragionare in Strana e fa bene. Bertoldo,
Palla per Rossetto, arriva il blocco di Perocco, eccolo qui, servita, il numero 10, palla sotto per Bigliato che non riesce a trovare il fondo della retina, poi l'ultimo tocco è di Pilatone, si rimane quindi sotto il canestro delle Lupe. Si fa vedere Zanet, palla invece per Bertoldo, stoppata però da Ferraro, allora Squizzato chiama lo schema, Versuro ancora Squizzato, movimento sotto canestro, l'ultimo tocco è di color nero, esatto, e palla recuperata da Rossetto, l'ennesima della sua partita, ma prima c'è qualcosa da registrare per gli attrezzi del mestiere di Rossetto e nel frattempo il Pallapornetto carica le proprie ragazze. 130 secondi da giocare. Zanet velocissima dall'altra parte, tiene il possesso, poi però perde il pallone, rimane però in difesa, grande ritorno difensivo di Zanet, però il coach Torresano si lamenta dei contatti, finisce la partita di Bigliato, deve mantenere i nervi saldi Strana. Come dicevamo poco fa, situazione falli abbastanza chiara. Qui sicuramente il pressing era aggressivo su Zanet, secondo il direttore di gara non così aggressivo da essere falloso. E Zamunera al posto di Bigliato che ha commesso il quinto fallo. Moruzzi segna il primo. Non segna però il secondo, a rimbalzo c'è Perocco, allora Zamuner sfrutta la posizione di Perocco, poi non le dà il pallone, chiama lo schema, ancora Zamuner resta ora il palleggio, trova Perocco, scambiano le due, Zamuner va però per terra, tiene il possesso, palla che spunta fuori, deve andare al tiro Perocco da 3 punti, Perocco da 3 punti, pesca il Jolly, Istrana +6, in un possesso in cui ha tenuto il pallone con le unghie, con i denti, con qualsiasi forza in corpo Zamuner, l'ha spuntata fuori per Zanet che ha trovato le mani di Perocco, mani delicatissime come sempre. 3 punti, vediamo se la palla recuperata, invece no. Penetrazione Squizzato, beh il pallone, ma c'è l'accompagnata. Altro episodio a favore di Strana. 62 secondi da giocare. Palla per Zanet, sporcata. Si rimane quindi col possesso Istrana che va subito dall'altra parte per Perocco. Brava, saggia nel tenere il possesso, aspettare Bertoldo. Ora può essere anche un plus avere solo un fallo subito per Istrana con San Martino che non può mandare in lunetta Istrana. Qui ci prova Zamuner, cerca il contatto, non lo trova. 38 secondi da giocare, chiede di continuare, di andare, di aumentare coach Zara. Squizzato ci prova ma tiene Zanet. Movimento di Ferraro, ancora Squizzato, si fa vedere Pilatone per la tripla, distante però da canestro, tiene Bertoldo, cambio difensivo, spazio a 3 punti per Ferraro che trova la tripla per il -3, 17 secondi e 9 decimi da giocare, riapre tutto al numero 18 e il coach Torresani che chiama time out.
ancora tutto aperto. Bella giocata qui di San Martino, un po' ingenuo forse Istrana a concedere comunque una tripla con tanto spazio, invece che magari lasciare anche la penetrazione eventualmente alle avversarie. Praticamente 18 secondi da giocare, situazione falli come vedete dal punteggio al tabellone 5-1. Qui vediamo coach Torresana a colloquio con le sue ragazze per disegnare rimessa. San Martino che probabilmente opterà anche per caricarsi di falli e mandare in bonus il prima possibile Istrana. Viene modificato anche il tempo da giocare, quindi 19 secondi e 5 decimi sul cronometro. Torna in campo Istrana, che intanto deve rimettere il pallone in gioco. Arriva ora anche San Martino. Rossetto, palla per Zanet, poi per Rocco, Bertoldo che scappa, non si fa prendere, viene presa in un secondo momento e quindi già 5 secondi che se ne vanno. Secondo fallo di San Martino, possibilità per Istrana anche di giocarla nella propria metà campo. Per Rocco, tamponata. (11 secondi e 6 decimi). Terzo fallo di San Martino. Ancora per Rocco, altro fallo e quindi entra in bonus Istrana. Ma ci hanno messo 10 secondi. Quarto fallo di Ferraro e qualcosa da registrare per quanto riguarda i secondi. Eravamo a 11, poco più di 11, vediamo quanti verranno aggiunti, probabilmente un secondo verrà aggiunto al cronometro, ma ora Istrana in bonus, quindi spenderà probabilmente di nuovo il fallo. San Martino, 10 secondi quindi al termine, si fa vedere Zanet, palla per Rossetto che scappa, Rossetto scappa, poi la passa a Zamuner che vuole prendersi il fallo, la cede ancora Rossetto, palla per Perocco che vuole mettere fine con la tripla, non ci riesce ma arriva comunque finalmente la vittoria per Istrana, sudata quanto meritata per queste ragazze che in questi ultimi mesi hanno dovuto gestire anche risultati che non si meritavano, sconfitte dopo prestazioni ottime, e allora oggi arriva finalmente di nuovo la vittoria, 2 punti pesantissimi contro San Martino che ci ha provato fino alla fine, che ha giocato comunque un bel basket e ci ha provato con le proprie armi. Finisce quindi con il risultato di 56-53. Torna alla vittoria Istrana dopo una partita che ha saputo giocare fino in fondo, ha saputo ribaltare dopo il -10 con la quale ha terminato il primo tempo, e finalmente nel terzo quarto finalmente è arrivata la reazione di questa squadra che più di qualche partita ha sbagliato, ha commesso qualche errore nel terzo quarto, non in questa, ha recuperato con un parziale di 20-6 e ora si prende tutto l'applauso del proprio pubblico. Andiamo nel frattempo per le foto di rito. Come vedete Istrana, classica foto post partita. Andiamo noi a ricordarvi i prossimi impegni. San Martino che dopo 2 trasferte tornerà a giocare in casa sabato 14 marzo alle ore 19 contro Pordenone.
invece ora gran fetta della stagione di Istrana si deciderà in trasferta. Istrana che avrà la trasferta a Muggia sabato prossimo 14 marzo alle ore 18, altra trasferta poi sabato 21 marzo alle 19:30 contro Pordenone, poi turno di riposo per le feste pasquali, trasferta sabato 11 aprile a Cusignacco alle 18 per tornare poi a giocare in casa sabato 18 aprile alle ore 20:30 contro Junior San Marco. Quindi il Palla Paronetto che applaude le sue ragazze e le saluta, pronti a poi tornare qui tra più di un mese. Ora andiamo a sentire le parole di coach Torresan, che può essere sicuramente soddisfatto della prestazione delle sue ragazze. Andiamo a sentire le dichiarazioni del coach di Istrana, che sicuramente oggi, oltre alla prestazione, sarà soddisfatto e sorridente per il risultato. Eccolo qui che arriva. Buonasera coach, stanco ma felice quest'oggi, grande prestazione, direi anche l'ennesima della stagione, nonostante magari altre volte non sia arrivato il risultato, oggi anche 2 punti fondamentali. Secondo me sono 2 punti fondamentali per premiare il lavoro fatto dalle ragazze, che si stanno veramente sacrificando in un periodo dove abbiamo una serie di problemi, 3 infortuni e gente che in questo momento è anche stanca perché ha dovuto tirare la carretta per più partite. Direi grande prestazione della Gemma Zanetti, che ha fatto veramente una grande partita da veterana, e questo mi dà particolarmente soddisfazione perché è stata una scelta fatta a inizio anno e adesso sta pagando. Abbiamo visto anche 2 visi nuovi che speriamo di avere un po' di più in partita, ma sono appena entrate e quindi hanno bisogno un po' di rodaggio, però sono sicuro che ci daranno una mano. E bene tutte, cioè bene per intensità. Poi diciamo che tra il primo e il secondo tempo lo spogliatoio si è un po' incendiato perché non eravamo esattamente nel piano partita, ma recuperare 10 punti e andare sopra di 6-7 non è facile, quindi devo solo dire un grosso applauso a loro. Di contro devo dire che San Martino, con questa banda di ragazze giovanissime, sono veramente una bella squadra e spero che ci siano sempre di più vivai di questo tipo che portano avanti il basket femminile, proprio oggi che è l'8 marzo. Ecco. Istrana che saluta il Palla Paronetto per un po', qualche trasferta di fila, cosa deve fare Istrana per tornare qui a giocarsela anche in modo, diciamo, più vicino a quelle che sono davanti ora in classifica? Ma io credo che in questo momento loro dovessero prendere un po' di fiducia. A un certo punto abbiamo avuto un po' quella crisi di paura di vincere che ci ha un po' attanagliato in questo periodo. Portare a casa una vittoria del genere può dare quella spinta in più per affrontare anche squadre di caratura più alta. Quando ritorneremo qua ti dirò com'è andata allora. Va bene, grazie coach, complimenti ancora per la vittoria. Allora vediamo anche coach Zara. Buonasera coach, grazie per essere ai microfoni con noi. Una domanda al volo: oggi partita combattuta, poi qualche dettaglio forse ha dato la vittoria a Istrana e non alle Lupe. Cosa ne pensa? Prime impressioni. Sì, no, ci tengo a precisare per correttezza che noi abbiamo delle assenze importanti. Donato, Cecotti, Ibba, Vianini, quindi per noi sicuramente pesano. L'altra cosa che voglio dire è che comunque le ragazze sono state molto brave, hanno tentato di tenere testa
la squadra avversaria e quindi sì, è stato un andamento non continuo, però ripeto, con le assenze che abbiamo non era semplice. Abbiamo tentato anche sotto canestro di mettere delle pezze, di lottare, non era facile per differenza di taglia, però brave loro, ovviamente a un certo punto sono diventate un po' più aggressive in difesa, hanno messo più fisicità e hanno avuto il risultato. Va bene, grazie coach, buona fortuna per il continuo del campionato. Allora, da Streaming Sport e Diego Benendo è tutto, io vi ringrazio e vi auguro buona serata. Era ora, dai.